Purtroppo è una scelta dolorosa, ma direi l'unica scelta possibile alla luce del fatto che questo aumento di capitale richiesto dal bando di gara è assolutamente impegnativo per le finanze della città in questo momento. L'auspicio però è che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ci sia data la possibilità di risalire nel capitale sociale alla quota del 45%, qualora il Comune potesse disporre delle risorse necessarie. Tra l'altro non c'è solo l'aspetto del capitale sociale, ma Bus Italia Veneto, come vincitore della gara prossima, con la firma del contratto deve impegnarsi anche a degli investimenti veramente cospicui e come socio al 45% dovrebbe farsi carico del 45% degli investimenti, e questo, parliamo di un investimento superiore ai 100 milioni di euro, vorrebbe dire un impegno finanziario veramente gigantesco per l'amministrazione comunale.